In questo numero, in prima linea, con il supporto della portaerei Garibaldi, ruolo nevralgico della Sicilia nella missione militare della NATO in Libia. Le signore del vino, guidate da donne, alcune importanti aziende vitivinicole siciliane, sono legate dalla passione per il vino e per la terra. Le stagioni dell'Etna, dal candore della neve al verde dei boschi al rosso della lava, magiche atmosfere del paesaggio attorno al vulcano. Roccia color latte, estratta dalla cava Sant'Antonio di Melilli, la pietra utilizzata per impreziosire l'architettura di chiese e palazzi. Calandra e Calandra, il duo di Alcamo porta in giro per il mondo il folk siciliano, rivisitate in chiave moderna le più celebri canzoni popolari. Mi suso, mi curco su soiuso, tengo l'occhio aperto, o lo tengo chiuso, le robe in capoletto, ora che mi metto, le scarpe nuove, tanto fuori chiovi. Maurizio e Giuseppe Calandra ci credono. La loro passione per la musica siciliana ha radici profonde. Il loro percorso artistico va oltre Alcamo, la città dove sono nati e vivono. Da Sicilia incantata, il titolo di uno dei loro lavori, cercando di incantare chi ama il siciliano, la musicalità delle parole e soprattutto le sonorità. Si marita un rosa, sariglia e pimpinella, e Ida che tanto bella, si vuole marita. Recuperare la musica siciliana, anche le canzoni d'autore che hanno fatto la storia della musica siciliana. Perché avete scelto questo filone? Ma ci siamo accorti che realmente nelle radio, nelle tv non veniva passata, non veniva cantata la musica siciliana, quindi presi anche un po' dall'orgoglio abbiamo detto proviamoci, anche se riusciamo a capire che è un'avventura quasi impossibile, perché in Sicilia non si canta la musica siciliana, quindi la riscoperta della nostra lingua è quella su cui noi contiamo di andare avanti. Riscoprire la lingua siciliana è un bel filone che passa anche attraverso altri artisti regionali e non solo. Sicuramente, noi giustamente siamo arrivati da ora, siamo i novelli e forse stiamo affrontando una cosa molto più grossa della nostra portata, della nostra possibilità, però ci dobbiamo provare, è normale. Tutto questo è Calandra e Calandra, un duo ed anche di più, amici, parenti, complici di un sogno che tappa dopo tappa si sta avverando. Parlare di musica siciliana, riscoprirla, farla sentire ai più giovani. Sulla scia di altri musicisti di livello, eccoli Maurizio e Giuseppe che raccontano le difficoltà di far ascoltare la loro musica. Anche i giovani di ora, i ragazzini effettivamente sconoscono un poco la lingua siciliana, abbiamo avuto modo di riscontrarlo in molte occasioni e questo un poco ci rammarica, per cui speriamo e contiamo noi di riportare in auge quella che è la nostra terra, la nostra cultura, la nostra lingua effettivamente. Quante difficoltà avete avuto ed avete per far portare avanti questo progetto anche a livello nazionale? Può sembrare un paradosso, intanto è difficile portarlo qua in Sicilia stesso, perché molto spesso andiamo dalle radio e dicono che musica fate? Musica siciliana? No, noi non trasmettiamo musica siciliana. Per cui questo ci sta ponendo noi in una situazione molto di sacrifici molto duri. Per cui contiamo e speriamo con la nostra perseveranza di riuscire a sfondare questo muro. Come si sfonda questo muro? Che tipo di muro è? È un muro di ritrosia verso la lingua? Chi deve trasmettere si vergogna di mandare in onda canzoni siciliane? Ma guarda, effettivamente devo dire anche questo, che inizialmente anche noi avevamo questi timori, perché, ripeto, c'è sempre appunto un muro davanti appena si dice musica siciliana. Noi stiamo identificando un genere che abbiamo chiamato sniff, sono sonorità nuove, immediatamente folk, sperando che serva a rompere appunto questo muro, perché se dici musica siciliana, subito no, noi non trasmettiamo musica siciliana. Che genere fate? Musica sniff. Quindi speriamo che questo per raggirare l'ostacolo e speriamo possa servire appunto a fare conoscere ai giovani. E noi notiamo anche questo, che siamo riusciti a catturare l'attenzione dei bambini e degli anziani. Gli anziani per una specie di amarcord, quindi magari
ricordano i vecchi momenti vissuti in compagnia con queste canzoni, i giovani perché vogliono lo sciccareddo, Simonetta Rosa, questo modo nuovo di cantare la musica siciliana, quindi contiamo di riuscire a sfondare questo muro con i giovani e con le emittenti televisive e radiofoniche. Quando ti parattia, mi lascia stare in pace e te ne va di mia. A te acuti lurissi, dimmi voglio maritare. L'ultima fatica si chiama Siciliano Tipu Stranu. È la storia del siciliano che si trascina con fatica, che vuole rischiare ma senza esagerare, che osserva e chiede, che guarda e riflette, che rispetta le regole e sogna ad occhi aperti. Filo conduttore del testo essere siciliani con le bellezze e le bontà della nostra terra. Nel video, oltre agli stessi Calandra, attori e tante comparse locali, volti noti come Ivan Fiore, Angelo Russo, il Catarella televisivo del commissario Montalbano e la modella Stefania Scordio. Video scritto, diretto e montato da Alessandro Ferrara. Siciliano di Cusciano, io non mi voglio, la sera sfado voglio, se mi lascia smossa forse fosse pure meglio. Abbiamo voluto giocare un po' con i nostri usi, costumi, dialetti, modi di fare e di dire in modo ironico, senza piangerci sempre addosso, che comunque è un fattore anche climatico, perché più a sud si scende meno si ha voglia di fare, no? Sarà anche il caldo, il sole. E infatti abbiamo voluto giocare su questo, ma senza voler offendere nessuno, senza voler criticare appunto nessuno, questo ci teniamo a precisarlo. Siciliano di Cusciano, di Lomondo paesano,